Buongiorno signor Carlo! Oh, buongiorno, come va? Bene, bene. La vedevo durante la quarantena dal balcone che portava fuori il cane. Ti ha fatto fare qualche girettino extra, eh? Sta scherzando? Con una pandemia a livello mondiale si usciva solo per strette necessità? Ma l'ho vista anche al supermercato 2 giorni di fila, eh? Guardi, noi in famiglia siamo in 5, anzi 6. Però ho fatto tutto nel massimo della sicurezza. Infatti, al supermercato la riconoscevo perché era l'unico che girava con l'impermeabile. E lo scotch sui polsini? Ma scusi, lei che vive da solo, cosa ci faceva 2 giorni di fila al supermercato? Cavo il lievito. Quanto ha il cane? 38 e mezzo per fortuna. I cani devono stare tra i 38 e i 39 gradi. Ma intendevo l'età, quanti anni ha? Ah, quando lo abbiamo preso, che aveva pochi mesi, ho voluto chiamarlo con le iniziali dei nomi dei componenti della mia famiglia. Ah, bella idea. Dunque, Carlo, sua moglie Orietta, se non sbaglio, e le figlie? Vittoria, Ilenia e Daniela. Ah, dunque... Dai, Covid, dai, andiamo. Dai che fai la cacchina. Dai, viva brava.